Per risolvere l'attuale emergenza, che cosa sta pensando di fare la Regione in tema siccità? Ma noi stiamo già gestendo l'emergenza da un certo periodo. Come dice la legge nazionale, dobbiamo in caso di carenza idrica privilegiare ovviamente l'uso idropotabile, quindi gli acquedotti, poi l'agricoltura e poi tutto il resto. E per quanto riguarda la situazione degli acquedotti, già stiamo intervenendo grazie anche ai vigili del fuoco e ai volontari di protezione civile in alcune situazioni di criticità. E per quanto riguarda il mondo agricolo, oggi abbiamo questo tavolo dove si stanno cercando delle soluzioni per gestire la poca acqua che c'è. Ce ne sarà ancora poca perché non è prevista pioggia nei prossimi giorni e non è nevicato in montagna, quindi dobbiamo gestire la poca acqua nel miglior modo possibile. Una delle soluzioni che abbiamo proposto è quella di tenere il più possibile l'acqua negli invasi montani, turbinando solo quella che è necessaria all'irrigazione fin tanto che pioverà, e dobbiamo appunto usare quell'acqua, per fortuna che ci sono i bacini montani che la contengono, usarla nel miglior modo possibile. Perfetto.